Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Crisi idrica per Caltanissetta e San Cataldo, si riaprono i rubinetti. Venerdì, conferma Cocina, Buongiorno Sicilia, riavranno l'acqua. Ma per la diga di Sueri nel Gelese sfumano 20 milioni di euro destinati a migliorarne la sicurezza e a raddoppiarne la capacità. E non è l'unico caso di investimenti cui si è rinunciato. A Milazzo, inchiesta sui farmaci scaduti all'ospedale Fogliani, ispezione dei carabinieri del NAS e sequestro di alcuni medicinali. Offensiva contro mafia e droga in mezza Sicilia. A Palermo stroncato un traffico di stupefacenti alla Guadagna e a Falsomiele, 25 arresti. A Catania 14 manette nel quartiere San Cristoforo. I pusher spacciavano anche davanti ai loro bambini. Intanto la mafia ha messo le mani sul business del superbonus. A Barcellona, a Pozzo di Gotto, 2 arresti e 7 indagati, tra loro diversi imprenditori. Oggi giornata internazionale delle persone con disabilità, ma a Catania ci sono ancora troppi ostacoli. Giorni di ritiro di pensioni e 13esime. Le forze di polizia davanti agli uffici postali garantiscono sicurezza e tengono lontani i malintenzionati. Calcio, insidia Taranto per il Catania che da oggi prepara la gara dello Iacomone. L'assenza di Anastasio apre a diverse soluzioni tattiche. Rivoluzione a Trapani dove dopo il divorzio da Messina arriva il DS Pavone. Trovati. Crisi idrica in Sicilia, le piogge degli ultimi giorni aumentano la riserva idrica della diga Ancipa. Il capo della protezione civile regionale Cocina a Buongiorno Sicilia fa il punto sulla nuova condotta che rifornirà i comuni nisseni. Luca Ciliberti. La quantità di acqua all'interno della diga Ancipa in 2 giorni è più che triplicata, registrando un innalzamento del livello idrometrico di oltre 6 metri. Un aumento considerevole, dovuto alle piogge attese e finalmente arrivate, tirano così un sospiro di sollievo i 5 comuni dell'Ennese che dipendono esclusivamente da quel bacino, ma anche Caltanissetta e San Cataldo che vedono riaperti i rubinetti dell'Ancipa Bassa dopo 2 giorni di stop forzato in attesa del nuovo bypass. Il capo della protezione civile Salvo Cocina stamattina a Buongiorno Sicilia ha anticipato i contenuti dell'incontro della cabina di regia riunita oggi a Palermo. Domani saranno fatti i collegamenti alla vecchia rete esistente e quindi tutti i pezzi speciali, poi sarà fatto il reinterro, giovedì sarà reimmessa l'acqua, è una condotta che ha bisogno di diverse decine di ore per essere riempita e l'acqua arriverà a Caltanissetta nella giornata di venerdì notte. Il mantenimento della distribuzione di acqua a favore della comunità nissena fino a quando non verrà completato il nuovo bypass emergenziale di Blufi non creerà nessun problema alle riserve idriche di Ancipa a favore dei 5 comuni ennesi. Al momento in cui però c'è stata una grave emergenza dovuta a una rottura di una condotta a Caltanissetta, avevamo ritenuto di dare dell'acqua a Caltanissetta proprio nello spirito di aiutare tutti. Caltanissetta che già aveva mancanza di acqua da una decina di giorni. Le proteste di sindaci e cittadini, che fino a poche ore fa erano incatenati nel potabilizzatore dell'invaso, hanno esasperato i toni di una guerra dell'acqua a cui la politica ha potuto porre solo rimedi a brevissimo termine. Forse una visione a lungo termine, che consideri anche il fatto di non sperperare i fondi comunitari, potrebbe invertire la rotta, evitando di sperare che l'aiuto arrivi sempre dal cielo. E invece i tagli ai finanziamenti complicano l'emergenza idrica. La Sicilia infatti perde fondi cruciali per dighe e infrastrutture idriche in un momento di crisi senza precedente. Il rischio è che la nostra regione resti ancora più vulnerabile davanti a sfide ambientali e gestionali. Gerry Italia. La Sicilia affronta un paradosso amaro. Mentre la crisi idrica mette in ginocchio l'isola, la regione subisce il definanziamento di 79 progetti, molti dei quali legati alla gestione e alla sicurezza delle risorse idriche. Tra i progetti cancellati spiccano i lavori per la diga di Sueri di Gela, con un taglio di 20 milioni di euro. Un intervento che avrebbe dovuto raddoppiare la capacità di un'infrastruttura già fortemente penalizzata da problemi strutturali. La diga di Sueri, costruita negli anni 50 e ricostruita 20 anni dopo, soffre da sempre dell'erosione del substrato gessoso su cui poggia. Gli interventi previsti
previsti avrebbero consentito di mettere in sicurezza la sponda sinistra e aumentare la capacità dell'invaso, oggi più che dimezzata rispetto ai 23 milioni di metri cubi teorici. A sfumare però non sono solo questi fondi, altre risorse destinate alla messa in sicurezza dell'invaso Rosa Marina e alle sistemazioni di vasche e canali delle dighe Olivo e Villarosa sono state bloccate. Si tratta di un vero e proprio paradosso in un momento di emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio intere comunità e spingendo le istituzioni locali a cercare soluzioni tampone. Il definanziamento potrebbe non essere finito, nuove verifiche sugli impegni di spesa sono previste per gennaio 2025 e il numero dei progetti cancellati potrebbe aumentare. Intanto il futuro idrico della Sicilia si fa sempre più incerto. Senza interventi sulle infrastrutture e con una gestione già precaria, l'isola rischia di trovarsi impreparata a fronteggiare le sfide climatiche e ambientali dei prossimi anni. In gioco non c'è solo la sicurezza delle dighe, ma la stessa sopravvivenza delle comunità che dipendono da esse per l'approvvigionamento idrico. Intanto, oltre all'acqua, spariscono i fondi per ripristinare gli invasi, aggravando ulteriormente una crisi che per la Sicilia si fa sempre più nera. Per fortuna almeno si va verso la conclusione positiva dell'emergenza salmonella che ha interessato 15 comuni della provincia di Trapani e 3 dell'Agrigentino. Sentiamo Laura Spanò. L'emergenza salmonella, che ha interessato 15 comuni della provincia di Trapani e 3 dell'Agrigentino, sembra volgere al termine. I primi esiti dell'analisi effettuata dall'ASP nella rete idrica urbana dei comuni interessati hanno dato esito negativo. Ad annunciarlo è stato il direttore generale dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, che ha rilasciato un aggiornamento cruciale sull'evolversi della situazione. I campionamenti effettuati nella prima mattina di venerdì 29 in tutti i comuni interessati dalla contaminazione idrica da salmonella hanno dato esito negativo a 72 ore dalla processazione. Tuttavia ha precisato anche che il Dipartimento di Prevenzione suggerisce di attendere gli ulteriori esiti delle analisi condotte da Sicilacque che arriveranno nelle prossime ore, così da incrociare i dati e ottenere un ulteriore definitivo conforto in modo da confermare definitivamente il ritorno alla normalità. Nei giorni scorsi il batterio della salmonella era stato rilevato nella rete idrica, costringendo l'ASP a emettere ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua potabile in 15 comuni del Trapanese e 3 dell'Agrigentino. Le analisi avevano riscontrato il problema nel potabilizzatore di Sambuca di Sicilia collegato alla diga Garces. Sicilacque aveva così potenziato i trattamenti di disinfezione e l'ASP aveva raccomandato l'adozione di misure precauzionali come la bollitura dell'acqua e l'utilizzo di disinfettanti. A Milazzo sviluppi nell'inchiesta sui farmaci scaduti all'ospedale Fogliani. Oggi ispezione dei carabinieri del NAS e sequestro di alcune medicinali. Francesco Triolo. Farmaci scaduti tenuti insieme ai medicinali regolari all'interno degli appositi armadietti della farmacia dell'ospedale Fogliani di Milazzo e destinati ai reparti ospedalieri. È la scoperta che questa mattina hanno fatto i carabinieri dei NAS di Catania e della compagnia di Milazzo, che hanno effettuato un'ispezione igienico-sanitaria nell'ospedale Mamertino, coordinata dal procuratore capo di Barcellona, Giuseppe Verzera. Da settimane erano diverse le segnalazioni che arrivavano sulla presenza di irregolarità sulla fornitura dei farmaci. A più forte quella del deputato regionale Matteo Sciotto, che aveva espresso profonda preoccupazione, tanto che l'aveva portata all'attenzione in sede di audizione parlamentare. Oggi finalmente abbiamo avuto la prova che tutto ciò che denunciavamo da mesi è vero, addirittura è ancora più grave di ciò che pensavamo, perché addirittura sembra interessare l'intero Dipartimento Farmacia e non solo il pronto soccorso. Non sappiamo più se pensare che tutto questo sia una barzelletta o una tragedia senza fine. L'assessore Volo deve intervenire, il presidente Schifani deve chiedere immediatamente provvedimenti urgentissimi sull'ASP Messina e sull'ospedale di Milazzo. La presenza di farmaci scaduti mescolati con quelli regolari e destinati ai reparti ospedalieri, ha aggiunto Sciotto, è un segnale chiaro che le misure annunciate non sono state sufficienti. Per Sciotto servono interventi immediati, strutturali, per garantire una gestione sicura e trasparente dei farmaci, evitando che episodi simili possano ripetersi. Adesso l'offensiva antidroga delle ultime ore in mezza Sicilia. A Palermo stroncato un traffico di stupefacenti alla Guadagna e a Falsomiele, 25 gli arresti. I due gruppi della criminalità avevano consolidato contatti con altre bande in Emilia-Romagna, Lombardia e Calabria, e c'è stato un arresto anche a Mazzara del Vallo. Marco Gulà.
La droga in grande quantità arrivava soprattutto dall'Emilia-Romagna, dalla Lombardia e dalla Calabria e poi rivenduta a Palermo. Blitz della polizia all'alba per stroncare un vasto traffico di droga, cocaina e hashish nei quartieri Guadagna, Falsomiele e Villa Grazia. 25 arresti, 2 le organizzazioni che erano ramificate nei quartieri periferici di Palermo, spaccio H24 per ogni tipo di clientela, un supermercato della droga aperto ogni giorno per soddisfare le tante richieste giornaliere. E per l'acquisto dello stupefacente i gruppi, finiti in manette oggi, avevano una cospicua disponibilità di denaro. Nei quartieri Villa Grazia e Falsomiele c'era una sinergia aperta e ben consolidata con altri gruppi criminali della Calabria, si comprava e si rivendeva subito. Nel corso dell'attività investigativa sono state sequestrate diverse quantità di droga per un totale di quasi 2 quintali, nonché 5 pistole e diverse munizioni, con l'arresto in flagranza di 8 persone. L'operazione odierna ha visto l'impiego di circa un centinaio di poliziotti, sempre per droga. Un arresto anche a Mazzara del Vallo. Un uomo di 52 anni pregiudicato è stato trovato a casa in possesso di 250 grammi di cocaina e 35 grammi di crack. Inoltre, all'interno della propria abitazione, l'uomo deteneva illegalmente una vera e propria Santa Barbara. I poliziotti hanno infatti rivenuto e sottoposto a sequestro una miccia artigianale del peso di 550 grammi, nonché 40 petardi del tipo Cobra 6. E ora l'offensiva antidroga a Catania, dove ci sono stati 14 arresti nel quartiere di San Cristoforo. I pusher spacciavano anche in presenza dei loro bambini. Emanuela Corsi. Il caffè indicava la droga, si poteva scegliere tra la cialda piccola o grande. L'orologio invece era riferito alle bilance di precisione utilizzate per pesare le sostanze stupefacenti. Un linguaggio criptico emerso nell'indagine condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania su delega della DDA, che ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio di cocaina e marijuana nel quartiere di San Cristoforo, tra le vie Villa Scabrosa e Via Officina. 14 le persone arrestate per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. A capo i pluripregiudicati Emanuele Napoli e Alessandro Carambia. Tra gli arrestati anche la madre 75enne di Napoli, alla quale i sodali si sarebbero rivolti per richiederle un caffè oppure una cialda, e la moglie, che avrebbe gestito parte della contabilità. Il volume d'affari è stimato in 4.000 euro al giorno, incassati mediamente attraverso 200 cessioni nell'arco delle 24 ore. Nelle immagini vediamo uno degli indagati che raccoglie una dose lanciata dal balcone e la spaccia. E ancora lo stupefacente che viene consegnato al pusher con la tecnica del paniere. Infine un altro indagato che spaccia in presenza della figlia minore. Molte cessioni sarebbero state concordate con l'acquirente tramite messaggistica e social network. I provvedimenti cautelari richiesti dalla DDA Etnea erano stati in prima battuta rigettati dal GIP. La pronuncia è stata poi appellata dalla Procura distrettuale a riesame di Catania, che ha emesso le ordinanze applicative delle misure di custodia cautelare in carcere. Con l'esecuzione di queste ordinanze è stato inferto l'ennesimo colpo alla criminalità organizzata, che proprio dalle piazze di spaccio trae un costante e significativo finanziamento per le casse delle consorterie criminali. Intanto la mafia ha messo le mani anche sul superbonus. A Barcellona Pozzo di Gotto ci sono stati 2 arresti e 7 indagati, fra loro diversi imprenditori. E Adelaide Barbagallo. I tentacoli della mafia del clan dei barcellonesi sul super bonus, che prevede il 110% di finanziamenti con risorse pubbliche per lavori di ristrutturazione edilizia. I carabinieri di Messina hanno arrestato un giovane di 26 anni e un uomo di 66 per associazione di tipo mafioso. Il 66enne è indagato anche per trasferimento fraudolento dei beni aggravato dalle finalità mafiose. Indagate per concorso esterno alla mafia anche altre 7 persone, tra loro alcuni imprenditori edili. Il meccanismo era semplice. Un imprenditore, in cambio della protezione e del sostegno del clan nel reperimento degli immobili nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto e dei comuni limitrofi, sui quali eseguire lavori di efficientamento energetico, corrispondeva somme di denaro ai componenti del clan che, per il servizio reso, ottenevano l'affidamento di subappalti in favore di ditte gradite alla mafia. Per sfruttare i profitti derivanti dal superbonus è stata costituita ad hoc un'impresa edile, fittiziamente intestata a un prestanome, ma eludendo le disposizioni sulle misure di prevenzione antimafia. Bancarotta, autoriciclaggio, frode fiscale. Queste le accuse che hanno portato al maxi sequestro nel Trapanese di 5 società e 3 supermercati.
per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Indagati 6 imprenditori che avrebbero tratto profitti inscenando fittizi fallimenti aziendali nella provincia. Un sodalizio criminoso che avrebbe gestito per anni una ricca realtà imprenditoriale, titolare di buona parte dei supermercati sul territorio di Marsala, anche attraverso il passaggio di debiti e di rami d'azienda da una società all'altra. Oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità, ma ancora oggi, per fare un esempio fra i tanti, a Catania esistono troppi ostacoli. Dignità, diritti e benessere spesso sono calpestati. Tonino De Manna. Nella giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta nel 1981 dalle Nazioni Unite, ogni anno che passa sembra che intoppi, burocrazia e barriere aumentino. Dignità, diritti e benessere, prerogative della giornata, vengono sistematicamente calpestati. Così a Catania un soggetto portatore di handicap vive una triste realtà, fatta di ostacoli che in strada a volte diventano insormontabili. Le leggi ci sono, però purtroppo anche se fanno gli scivoli e fanno i bagni dei disabili, sono fatti male. C'è sempre bisogno di una persona che ti aiuta, non puoi mai uscire da solo. Questo è il problema principale. È una Catania poco accessibile. Nella giornata mondiale per la disabilità mi sento di fare una critica costruttiva, perché una città si può reputare civile solo quando esistono degli strumenti tali per rendere la città accessibile, e purtroppo Catania ad oggi non lo è. Persino molte fermate della metropolitana di Catania non sono accessibili ai disabili. Per un non vedente ricorrere ai trasporti pubblici equivale ad un calvario. Per noi disabili visivi rimane il problema di come poter camminare in maniera autonoma, così come succede in altre città d'Italia. Ma un segnale di speranza c'è ed arriva da Cireale, dove finalmente Gaia, alunna disabile al 100% del Paolo Vasta, potrà avere l'assistenza igienico-sanitaria. Per i genitori è stato necessario ricorrere alla magistratura, che ha condannato il comune di Zafferana, intimando di cessare, così si legge nel provvedimento, la condotta discriminatoria nei confronti della bimba. Questi sono giorni di ritiro delle pensioni e delle tredicesime, e anche in Sicilia gli uffici postali sono più affollati del solito. Ecco perché a fianco degli anziani ci sono le forze di polizia, che con la loro presenza garantiscono sicurezza e tengono lontani i malintenzionati. Francesco Aloi. L'ufficio mobile in bella vista, le divise, gli occhi degli agenti ben attenti. In questi giorni gli uffici postali sono ancora più affollati. È il periodo delle pensioni e delle tredicesime. La Polizia di Stato ha organizzato questi servizi per garantire la prevenzione dei reati che potrebbero perpetrare dinanzi agli uffici postali proprio in occasione dei pagamenti delle pensioni e delle tredicesime, e soprattutto per far sentire la prossimità al cittadino. La presenza delle divise così rassicura tutti. Chi viene qui per prelevare la pensione e non solo si sente più al sicuro. Vedendo le forze dell'ordine comunque è una sicurezza. Lei è in fila alla posta, fuori c'è la Polizia di Stato, si sente più sicura? Sento protetta, ma per l'età che una. E poi vedendo una bella poliziotta, doppia sicurezza. Esserci sempre più che uno slogan, per la Polizia di Stato è la realtà, ma nei controlli sono coinvolti anche carabinieri e guardia di finanza, tutti insieme per bloccare i malintenzionati già prima che entrino in azione. È importante però seguire alcuni semplici consigli. Fare molta attenzione alle persone che si potrebbero avvicinare con qualche pretesto, magari fingendosi delle persone in stato di difficoltà che potrebbero attirare l'attenzione di voi anziani. Attenti quindi a non cadere nelle truffe, ma se dovesse succedere il numero a cui rivolgersi è questo, 112. E adesso una notizia che ci riguarda, voi e noi. Il TG Sicilia delle 13.30 negli ultimi mesi si è posizionato stabilmente tra i primi 5 telegiornali più visti in Sicilia. Tutti insieme. Siamo dietro soltanto ai TG di Canale 5, di Rai 1, di Rai 2,
l'Italia 1, quindi siamo al quinto posto assoluto davanti a tutte le altre emittenti nazionali e regionali, in Sicilia naturalmente. Un successo che vogliamo condividere con le nostre telespettatrici e i nostri telespettatori, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno così numerosi. Adesso è un momento della pausa, tra poco per il calcio, la voglia di riscatto del Catania che passa dalla difficile trasferta di Taranto e poi la rivoluzione in arrivo in casa Trapani. State con noi, vi aspettiamo. Oggi prepara la trasferta di Taranto contro l'ultima in classifica, gara però sempre dal sapore particolare con i pugliesi. Sul fronte formazione la squalifica di Anastasio apre a diverse soluzioni. Francesco Triolo. Taranto-Catania non è mai stata una partita come tutte le altre, lo dice la storia e la rivalità tra due piazze che è cresciuta negli anni. E poco importa la classifica attuale, quello che conta a volte sono le motivazioni. Il Catania arriverà alla gara dello Iacovone di domenica pomeriggio dopo il pari contro la Cavese che ha lasciato l'amaro in bocca ed i fischi dei tifosi del Massimino nelle orecchie dei giocatori. Occorre dare una sterzata al campionato ed i rossazzurri lo hanno compreso anche grazie alla strigliata che il direttore sportivo Daniele Faggiano ha fatto allo spogliatoio, un modo per far comprendere come nessuno regala nulla e occorre giocare al massimo sempre per portare a casa la vittoria. Da oggi però si pensa al Taranto e Toscana ha 5 giorni di tempo per valutare diverse situazioni in bilico. Sul fronte degli infortunati è scontato che l'allenatore non avrà a disposizione Celli, Di Tacchi e Geca, ma la squalifica di Anastasio, che contro la Cavese era in diffida ed è stato ammonito, apre a diverse opzioni. Intanto occorrerà valutare le condizioni di Lunetta. Già prima della gara contro la Cavese, Toscano aveva ammesso che al centrocampista milanese sarebbero serviti un paio di giorni in più. E allora attenzione anche a questo, perché per la sostituzione di Anastasio Ierardi potrebbe giocare nei tre dietro con Castellini e Di Gennaro, lasciando aperto un ballottaggio tra Raimo e proprio Lunetta se Guglielmotti andasse a destra, ipotesi di inizio settimana che dovranno trovare il riscontro del campo. Sul fronte tifosi invece si va verso un nuovo stop alla possibilità di trasferta per i sostenitori rossazzurri, visto che l'osservatorio ha formalmente rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive l'individuazione di adeguate misure di rigore. Il direttore sportivo Giuseppe Pavone lascia il Messina per sposare il progetto Trapani del presidente Valerio Antonini. Servizio di Franco Cammarasana. Peppino Pavone divorzia dal Messina per sposare il progetto Trapani. L'esperto dirigente pugliese, con il Foggia di Zeman tra i protagonisti di Zemenlandia, ha già presentato le sue dimissioni irrevocabili al patron della CR Messina, Piero Sciotto, società alla quale si era legato lo scorso luglio, non trovando però le potenzialità finanziarie che gli consentissero di sviluppare in maniera compiuta un vero progetto di rilancio della squadra peloritana. Ad accoglierlo a braccia aperte il presidente del Trapani, Valerio Antonini, fermamente deciso a rivoluzionare la gestione tecnica della squadra granata, a partire appunto dalla sostituzione dell'attuale DS Andrea Mussi, affidandosi stavolta ad un dirigente molto esperto come Giuseppe Pavone, col quale si è già incontrato, discutendo soprattutto della revisione dell'organico in vista della riapertura del calciomercato. Non è da escludere che fra i due si sia parlato anche di un eventuale cambio dell'allenatore. Sull'argomento se ne saprà di più nei prossimi giorni, probabilmente dopo Trapani-Benevento di domenica prossima. Vedremo, intanto noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è come al solito per le 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.